È già entrato nella storia il Cittadella, ma non ha affatto l'intenzione di uscirne subito, perché il segnale che manda la squadra di Ezio Glerian alle concorrenti in corsa per la Serie B è di quelli che non si possono sottovalutare. I Granata sono in forma strepitosa, sfornano gioco e gol con una continuità da applausi a scena aperta. La certezza matematica dei play-off l'hanno avuta ieri nell'inzuppatissimo Tombolato. Un ex grande del calcio italiano, la Cremonese, è stata sepolta da 4 reti, 2 delle quali portano la firma del vecchietto del gruppo, Giovanni Soncin, 36 anni dichiarati all'anagrafe. Pratica esaurita in 23 minuti, prima con una bella fuga solitaria dell'attaccante, poi con una splendida conclusione al volo a chiudere il triangolo disegnato con Rimondini. I grigiorossi lombardi, di fronte ad una simile macchina da gol, hanno tentato di limitare i danni, ma non ci sono riusciti. Nella ripresa, al 20° il Cittadella ha colpito ancora con scarpa, con un perfetto tiro al volo di destro su cross del solito Soncin, e ha chiuso i conti con Zalla, in piena fase di recupero, al 47°. Mentre il Padova annaspa in C2, la provincia ha tutto il diritto di sognare. La B non è più un azzardo.